Allora, quindi a Gascetta era uso cognome perché prima avevo un caro, un vero caro, e dopo era diventato Giuguccio, che era diventato a Gascetta, l'ultima lea tra un paese e Ajaccio, lea quotidiana, tutti i giorni parlava, tutti i giorni cullava, e ciò che faccio che un paese via quantunque, una lea, cu agità e con gli altri paesi, era di nuovo un luogo dove si trovavano certe volte gente che campavano tutta l'annata insieme e che non avevano mai l'occasione di riscorrersi 3 ore all'andare e 3 ore a voltare perché si parlava a mano, si voltava la sera, si piantava da manto viaggio, si piantava in ogni paese, durava 3 e 4 ore un viaggio per ogni viaggio, mica 3 ma 2 ore e mezzo. Più donne che uomini pigliavano a Gascetta. L'uomo che la pigliavano erano a Bezzi e conoscevano gente Leo Cantone. Chiamavano a uno, chiamavano all'altro. Erano quelle fraelle, anche quando non avevano mica vicinanza in paese di frequentarsi, e perché 2 ore a posare tica tica, si riscorrevano e imparavano tante cose, boh, e così, e colandi. Era una maniera d'apre un poco l'orizzonte della sua vita paesana. Noi luciani a Gascetta la conosciamo sia per fare andare a imprigionarci, e tanto l'albe erano sempre cutrate ancora in verano, sia per bultare, e tanto era ubriachina di esirate, di strinti come in ciuve, non ci parliamo manco vera, volava, ci parliamo che la volasse quella Gascetta.